Allora, produzione anche di ricchezza, per massaggio, lei relativamente al territorio di Padova, poi vorrei anche il contributo, perché chi viene qui, lavora, eccetera, verso i contributi, ha una posizione regolare, conquistata con estrema fatica, perché nulla da noi è dato per scontato, comunque produce una ricchezza. Beh, Voi siete certamente. partiti anche da questa indagine, dopo vedremo appunto la ricerca cosa dice. Sì, certamente produce ricchezza, tant'è che, come è stato evidenziato prima, il lavoro degli stranieri in Italia produce il 9% del PIL, quindi andiamo a ragionare su 140 miliardi di euro, che non è poca cosa. Quindi se pensiamo poi al territorio veneto, ma a Padova in particolare, questa ricchezza si riversa sicuramente. E dobbiamo fare un ragionamento per il futuro perché va evidenziato un aspetto. Cioè noi abbiamo, diceva prima il ricercatore, che abbiamo una fascia di età molto numerosa che è quella che va dai 19 ai 30, no? E molto popolata è anche la fascia di età che va dagli 0 ai 14 anni. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che ci deve essere un investimento strutturale, quindi una progettazione per il futuro, perché se le cose vanno come stanno andando, noi avremo nel 2050 un problema di tenuta sociale, in quanto il rapporto tra chi entra nel mondo del lavoro e chi è pensionato praticamente è di 1 a 1, cioè il sistema non regge Non più. regge più. Non regge più perché già oggi noi abbiamo 3 lavoratori e 2 pensionati, nel 2050 avremo un lavoratore e un pensionato. Ora, il fatto che ci sia una densità di presenza nelle fasce basse di età è indice anche di un'altra cosa, e cioè che c'è una compensazione non definitiva, ma una compensazione del calo demografico. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se non ci fossero presenza, se non ci fosse la presenza di bambini figli di stranieri, che poi sono la seconda generazione, anche qua c'è un altro ragionamento da fare, noi avremmo scuole materne, avremo asili nido con una forte problematicità occupazionale, perché ovviamente se non ci sono bambini le scuole non possono rimanere aperte. Allora questo è un ragionamento che va fatto nell'ambito di un arricchimento del tessuto sociale anche di Padova, del territorio, perché in questo modo noi abbiamo la conservazione e il mantenimento del tessuto occupazionale. Assolutamente, no, questo infatti è Ecco, rilevante allora come questi sono aspetto. dei ragionamenti che sono ragionamenti non ideologici, sono dei ragionamenti veri, reali, come anche, per fare un esempio, io sono convinta, ma credo che siamo convinti tutti, che l'ingresso di nuova linfa porta automaticamente sviluppo e anche possibilità di lavoro, perché c'è un tessuto di occuparsi di qualcuno. Cioè chi viene in questo paese comunque dà la possibilità ad altri di avere attività lavorative. Non so se ho reso È l'idea. certificabile questo? No, no, è chiarissimo. È certificabile questo, dottore? O è uno spunto per un'ulteriore No, è uno indagine? spunto. Quello che è di certificato è l'apporto dei lavoratori stranieri, che appunto a livello nazionale vale il 9%, in Veneto ancora Il di più, 10 siamo al veloce. 10% del PIL. Chiaramente quello di cui si parla è l'indotto, cioè quanto poi questo contribuisca all'occupazione in generale. Sicuramente c'è un effetto positivo, sicuramente dal punto di vista demografico ancora di più, perché appunto come si diceva, soprattutto nei piccoli comuni, molti servizi chiuderebbero se non ci fosse abbastanza utenza, quindi l'immigrazione in qualche modo frena questo calo demografico. Dico frena perché in realtà non basta l'immigrazione per No. rallentare questo sistema. Appunto, come dicevo all'inizio, siamo in un inverno demografico avanzato in Italia e in Veneto, e
la presenza straniera ha solo rallentato questa dinamica, quindi abbiamo avuto all'inizio degli anni 2000 un incremento sia nella natalità sia nel saldo demografico, che però adesso sta comunque tornando a Anche scendere. perché gli stranieri che poi arrivano da noi una volta integrati prendono l'andazzo nostro, Certo, cominciano sicuramente a non non figliare più, cioè, è un sicuramente dato non fanno i oggettivo. 5 figli che farebbero Esatto, in Africa. Perché ne ho 3. Però è della generazione precedente, non è della generazione ultima fresca. Merito anche una medaglia del natalità. Perché mi è piaciuto che a una signora che appunto che veniva, tra l'altro dal Senegal, avevo chiesto, aveva 2 bambini bellissimi, ho detto che bello 2 bambini, 2 gemelli ma non di più, mi ha detto così, ho detto anche voi con questo ragionamento, chi li mantiene? C'è la cassiera appunto al supermercato, ho detto chi li mantiene? E lei ha fatto un ragionamento semplicissimo, lei era giovane, stava bene tutto quanto, gli sono capitati 2 gemelli e ha detto stop perché io non riesco a mantenerli, quindi lei si è integrata perfettamente in Italia, come la media, no, degli italiani, perché pur venendo da un paese straniero e neanche da tantissimo tempo, quindi questo è un problema che è serissimo, cioè di una gravità estrema, perché non è più un fattore culturale, è un fattore pratico, economico. È una questione di sopravvivenza, perché quando si parla di inverno demografico il rischio è che non ci sia una primavera successiva. Non facciamoci, cioè non pensiamo che i cicli e ricicli. I cicli e ricicli, perché per come vanno le dinamiche demografiche dell'Italia e dell'Europa, il rischio è che non ci sia una primavera poi demografica alla fine di questo inverno, ma che ci sia la gelata definitiva. Infatti. Sì. E questo credo che sia qualcosa, cioè solo questo dovrebbe farci riflettere sull'atteggiamento che abbiamo verso chi arriva da altre parti del mondo. Premesso che, come si capiva chiaramente dalle cose che diceva il ricercatore, la stragrande maggioranza delle migrazioni avviene all'interno di un continente e solo una parte minoritaria è uno spostamento tra continenti, che comunque per noi è un elemento positivo, ma credo che basta rifarsi anche alla nostra storia, cioè i posti del nostro paese maggiormente sviluppati sono quelli che hanno sempre avuto un rapporto con l'esterno, le zone di mare, i porti, le città, quelle meno sviluppate con problemi sociali, culturali, sono le zone interne, cioè pensiamo al problema degli anni 60 delle valli chiuse. Si è lavorato perché quelle valli in montagna aprissero un interscambio con il resto della popolazione. Adesso questo ragionamento, poiché siamo negli anni 2000 e quasi avanzati, dobbiamo ampliarlo al di là dei nostri confini nazionali e pensare che solo con l'apertura e l'integrazione e l'apertura che fa crescere, la chiusura porta ad un impoverimento sempre e comunque. L'evoluzione è legata culturalmente, socialmente, economicamente all'apertura, altrimenti non si capirebbe perché da un punto di vista economico vogliamo esportare, cioè le esportazioni sono la panacea di tutti i mali, quindi l'andare verso l'esterno. Da un punto di vista sociale e civile invece la cosa migliore è star tutti chiusi dentro se stessi. Direi che c'è una contraddizione, allora o mettiamo queste due cose sullo stesso binario o rischiamo che alla fine dell'inverno gela tutto. Infatti, a proposito di produzione di ricchezza, c'è un'altra slide che ci fa vedere appunto gli immigrati occupati, 238.000, 40% nei servizi, e poi il valore aggiunto prodotto, che era quello che si diceva, è 14,3 miliardi di euro, 9,3% del PIL veneto, è veramente importantissimo. Il numero di contribuenti stranieri residenti in Veneto è 419.000, dichiarazione dei redditi 14.764 euro lordi annui, queste sono le stime. Cosa dice osservando queste indagini che avete fatto? Sì, diciamo che il Veneto è ormai storicamente una delle regioni italiane con più immigrati, tutta l'area del nord-est ha, insomma, anche per la sua conformazione di piccole e medie imprese sparse sul territorio, storicamente hanno avuto un forte apporto di manodopera straniera.
più di altre zone sia del nord-ovest e sia del centro-sud, quindi chiaramente anche l'apporto è positivo. Aggiungo appunto il fabbisogno di manodopera di cui si parlava prima è particolarmente sentito nel nostro territorio, pensiamo a settori come il turismo, come all'agricoltura, che hanno un forte bisogno soprattutto di stagionali e che non riescono a trovarli. Quindi abbiamo sentito anche quest'estate appunto varie associazioni di categoria chiedere fortemente una riapertura dei canali d'ingresso legali. Assolutamente, anche delle possibilità di mettere in regola con i famosi voucher che hanno avuto difficoltà estremi. Vediamo un attimo, perché legato a questo, e accennava la segretaria Palma, c'è il discorso delle pensioni. Abbiamo un'intervista, vediamola insieme. Se pensiamo agli immigrati regolari, quelli cui permettiamo di pagare i contributi sociali da noi, loro stanno tenendo in piedi il nostro sistema pensionistico, perché versano ogni anno gli immigrati alle casse dell'INPS, sono cose che ho studiato, che avevo conoscenza approfondita anche negli ultimi anni, versano ogni anno circa 14 miliardi di euro nelle casse dell'INPS e ne prelevano soltanto 7 tra pensioni, prestazioni assistenziali, assegno al nucleo familiare e altri diciamo trasferimenti. La ragione per cui prelevano così poco è che sono molto più giovani degli italiani. Insomma, un italiano su 4 ormai ha più di 65 anni, quindi in genere è un ricettore di trasferimenti, riceve le pensioni. Tra gli immigrati la percentuale di ultra 65 anni è del 2,5%, quindi naturalmente loro ci pagano. Voi sapete che il sistema pensionistico funziona per cui sono gli attuali lavoratori che pagano le pensioni agli attuali pensionati, e quello sta avvenendo. Gli immigrati con i soldi che ci versano permettono di pagare delle pensioni. Diciamo che quei 7 miliardi di surplus che ci danno sono quelli che sono serviti a pagare anche il reddito di cittadinanza o parte della cosiddetta quota 100. Cosa dice? Stava facendo un'osservazione. Su Boeri, sì, appunto l'hanno ringraziato e l'hanno cacciato, perché poi lo tassano di radical chic. E in effetti questo imprigiona la discussione su questo tema, perché prima si parlava di denatalità. Quando facciamo questi ragionamenti c'è qualcuno dall'altra parte che dice: ah, ecco, invece di dare supporto ai nostrani di fare figli, allora rispondete alla demografia con l'importazione di tutti questi neri. Quindi non si riesce mai a fare un discorso pacato su questo tema, perché qualcuno ci ha costruito comunque un elemento di divisione e di spaccatura della società. Però è un fenomeno naturale che muovono i popoli, perché poi alla fine l'uomo nasce in Africa, ok? Con il discorso dell'immigrazione voi uscite dall'Africa e poi si è sbiancato. Quindi tutta questa teoria tutta questa teoria di sostituzione della razza, come se c'erano le razze, perché il discorso dell'immigrazione è un discorso normale e naturale, perché io non avevo delle opportunità a 33 anni precario a casa mia, poi a un certo punto ho detto: ah, perché non andare altrove? Perché oggi le merci circolano come da un continente all'altro. La finanza, oggi i capitali si muovono in una velocità, però le persone no. Ma non tutte le persone però. No, infatti, quelle povere e con un determinato passaporto. Io la stessa persona, però adesso ho un passaporto italiano. Domani mattina posso andare in America, ma prima con lo stesso passaporto che avevo prima non potevo andare in America, quindi è una questione di povertà. È la povertà che i suoi figli li farà andare, se faranno, magari sono anche piccoli, domani studieranno, magari andranno all'università, se non dovessero trovare lavoro qua li manderà via all'estero? O lo farà a malincuore perché si è fatto forte di un'esperienza che è stata formativa? Ma è una cosa naturale il fatto di spostarsi, perché le montagne non si spostano, perché gli alberi non si spostano, perché hanno radici piantati là, ma noi sì, è così. Cioè, uno che pensa a fermare, perché ho sentito anche qualcuno, fermiamo l'immigrazione, ma dove? È come svuotare il mare con un bicchiere, è impossibile. Allora io ho dei figli misti che
la mamma è italiana, io sono di origine senegalese, poi decideranno loro, cioè, dove andare. Se dicono, vabbè, hanno tutte le loro esigenze qua intorno, saranno qua, ma quando decideranno di andare in Giappone oppure magari in Cina, perché quello è il futuro, perché l'Europa non ha più sogni, perché il problema oggi è un problema economico, perché noi stiamo rallentando dal 2008 che abbiamo la crisi, non c'è più prospettiva. Allora ci sono dei politici che guardano ai sondaggi e vogliono vincere domani, ma se gli chiedi un sogno, una prospettiva per l'Italia o per l'Europa, non ce l'hanno. Invece, a proposito di sogni, ma lei vorrebbe tornare nel suo paese? Sì, intanto tutti i immigrati poi alla fine quando partono sognano un ritorno, perché non è che partono dicendo vabbè io me ne va, no, si muovono in base a spinte sociali che ci sono, perché vedi la tua gente che ha dei problemi che vuoi, non per te stesso, ma per la comunità. Dopo c'è sempre questo sogno di ritorno e poi noi ritorniamo con un bagaglio culturale, perché ogni tanto a casa torno, comincio a parlare, gesticolando, mi fanno ma perché fai sempre così? Ma sei come un italiano. Io sono un italiano, sono rimasto lo stesso, perché torni non in quanto economicamente quello che hai guadagnato, ma arricchito anche culturalmente, perché l'italiano non lo sapevo fino a 15 anni fa. Adesso... Quindi sono degli arricchimenti che si portano anche nei propri paesi, ma la possibilità di tornare, la voglia anche di tornare un domani in pensione? Perché poi col fornero non so neanche quando andrò in pensione, perché qua si lavorerà fino a 70 anni, perché i giovani che entreranno nel mercato del lavoro non andranno alla pensione, quindi sono un welfare che abbiamo smesso di sognare, noi abbiamo finito il nostro sogno, non abbiamo più utopia, abbiamo dei politici che veramente guardano oggi, vogliono vincere domani. Ma un progetto europeo, un progetto italiano non c'è, ma neanche per gli immigrati. Questa è un'altra cosa a cui riflettere, esatto. Allora, andiamo in pubblicità, poi ritorniamo qua.